Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, io non so, la vita di un tifoso napoletano è fatta di alti e di bassi, no? Lo sapete. Questa mattina Repubblica se ne esce dicendo che Antonio Conte si è rotto i coglioni di aspettare Aurelio De Laurentiis. E come fai a biasimarlo? Come fai? Uno che dice, oh, dobbiamo aspettare il 31 di maggio, no, dobbiamo aspettare di qua, no, però noi, Conte, non è che se non viene Conte, allora noi di qua, noi di là, cioè, io ve l'ho detto, ho finito le parole. Innanzitutto voglio il tasto like e il commento e voglio sapere voi cosa ne pensate. Intanto il coffee, caro Lollo Caffè, se vuoi che ti faccio da sponsor non c'è problemi, tanto consumo tanto di quel caffè al giorno, se vuoi. Una scatola di gratis di caffè, se me la mandi, la prendo molto volentieri. Allora, a parte le stronzate, questa mattina, e ve l'ho portata anche sulla community di YouTube, si è parlato proprio di questo Antonio Conte che sembra essere in collera, diciamo così, con Aurelio De Laurentiis, perché il signor Aurelio non si sta muovendo per tempo per Antonio Conte, e quindi Conte si sta guardando intorno. Tutto giusto, tutto legittimo, ragazzi, tutto giusto e tutto legittimo. Conte si è stufato di attendere Aurelio De Laurentiis. Questa è la clamorosa indiscrezione lanciata dalla Repubblica. Antonio Conte fa sapere Repubblica ha deciso di defilarsi nella corsa alla panchina azzurra, infastidito dall'atteggiamento del Napoli. Stanco di essere messo in concorrenza da Aurelio De Laurentiis con colleghi di cui ha grande stima, ma che non possono vantare un curriculum paragonabile a quello dell'allenatore pugliese. E anche questo è vero, perché se tu vai a vedere italiano, ha mai vinto uno scudetto, ha mai vinto una Coppa Europea, no, sto dicendo una stronzata. Questi ultimi 5 secondi cancellateli, ho detto una stronzata perché nemmeno Conte ha vinto una Coppa Europea che a Juventus o al Tottenham, quindi forse non lo so, in Inghilterra qualche Coppa l'ha vinta però, qualche FA Cup, però è sempre roba nazionale, non europea. Però dove andate è andato Conte ha vinto. Vabbè, gli scudetti li ha portati, le Coppe Italia, le Supercoppe, e quegli altri allenatori per ora non hanno ancora vinto nulla, nemmeno Gasperini, sperando che poi possa fare l'impresa con il Leverkusen e portarsi a casa un'Europa League. A quel punto uno dice però Gasperini in Europa ha vinto, Conte non ha vinto in Europa, quindi che facciamo? Però ecco, questa situazione che si sta venendo a creare secondo me è una grandissima presa per il culo da parte di tutti i giornalisti, ecco, sia da Repubblica, sia dal Mattino, sia dalla Gazzetta dello Sport, sia del Corriere. Perché questa mattina il Corriere dello Sport, va bene, Aurelio De Laurentiis ha scelto Gasperini. Vedi, quando io ti dico leggi il giornale questo e ti dice una cosa, leggi quell'altro giornale e ti dice quest'altro. Quest'ultimo avrebbe dato l'ok al trasferimento, ma in ogni caso sarà fondamentale il vertice a cui l'allenatore parteciperà con la famiglia Percassi dopo la finale di Europa League. E questo lo sappiamo tutti che De Laurentiis non vuole affondare il colpo perché naturalmente Gasperini deve pensare all'Europa League, c'ha da giocarsi una finale con il Leverkusen e non mi sembra nemmeno tanto giusto andare a rompere i coglioni a una squadra che sta per giocarsi una partita storica, se proprio così vogliamo ammettere. Quindi caro Corriere dello Sport, andiamoci un po' cauti, no? Nel dire Gasperini ha accettato il Napoli perché se Percassi non lo libera, che fai tu? Devi pagare una penale? Quindi questo dobbiamo vederlo. Tutto il mercato web dice il Napoli attende fiducioso gli eventi futuri per Gasperini. Entro venerdì il tecnico piemontese scioglierà le riserve sul futuro a Bergamo. Se sarà Dio è pronto a diventare l'allenatore del Napoli, in casi contrari il Napoli andrebbe sulle opzioni Conte Italiano e Pioli. Marco Conterio, Giampiero Gasperini si confronterà con la famiglia Percassi dopo la finale di Dublino. De Laurentiis attenderà l'esito del summit, per lui è il primo nome sul futuro, le alternative sono Conte, Pioli e Italiano. Quindi stanno tutti dicendo le stesse identiche cose, no? E ecco, io non so, sono sincero, vuoi aspettare Gasperini? Aspettiamo Gasperini. Vuoi aspettare Italiano perché c'è la finale di Europa League e di Conference League, scusatemi, aspettiamo Italiano. E io, tu però, a fine mese
tu devi avere l'allenatore, non devi fare come la passata stagione che i giocatori si sono ritrovati con un Garcia che non sapeva nemmeno dove sta la porta di casa sua, sinceramente. Lollo, ci siamo capiti, no? E quindi ecco, noi stiamo attendendo, noi attendiamo sempre. Non siamo come quelle altre squadre che già hanno un preaccordo. L'unico accordo che abbiamo, ragazzi, è quello con Manna. Manna, questo è di sicuro sarà il nuovo DS del Napoli, Manna. E attenzione perché Manna nei prossimi giorni potrebbe dare le dimissioni alla Juventus e potrebbe essere già in tribuna per l'ultima di campionato, ovvero Napoli-Lecce. Quindi occhio, state attenti sulle tribune dello stadio di Armando Maradona. Questa è una cosa molto importante perché tu già stai facendo vedere che vuoi ripartire subito, no? Andandoti a prendere un nuovo DS e facendo questa cosa del DS nuovo tu vuoi ampliare la ricerca sui giovani, perché Manna, ragazzi, ne ha portati tanti di giovani dalla Juventus, dall'Under 23 alla Juventus Next Gen, che sarebbe l'Under 23 ma non mi ricordo di preciso. E ecco, in tanti gatti che stanno facendo così. Ho messo i 2 gatti piccolini perché mi sono rimasti 2 gattini, 5 erano 5, me ne sono rimasti 2. Fanno un casino esagerato, fanno un casino esagerato in casa. Comunque te la lasciando questa. Se Manna sarà il nuovo DS, ed è vero che sarà il nuovo DS, poi l'ha confermato anche De Laurentiis, ha detto voi solo il DS avete indovinato, non so come avete fatto, comunque il DS sì sarà presentato di qua e di là. Resta da sciogliere questo nodo Gasperini o nodo Allegri, scusatemi, nodo Conte, nodo Antonio Conte. Sento nelle ultime ore, c'è De Zerbi, attenzione, il Brighton ha liberato De Zerbi. De Zerbi c'ha una clausola di 14 milioni. Se vuoi andarti a prendere De Zerbi oggi, vai a Brighton, prendi il portafoglio, 14 milioni di paparelle. Come on, De Zerbi, vieni a Napoli. 14 milioni, attenzione, devi pagare, poi gli devi dare l'ingaggio, gli devi dare questa, gli devi dare quella. Quindi toglietevi dalla testa proprio l'idea di De Zerbi al Napoli, che secondo me farebbe malissimo, perché De Zerbi quest'anno ha toppato alla stragrande in Premier League. Ecco, mi dice che De Zerbi per un anno, e quindi gli allenatori vanno visti, nell'arco della loro storia, se fanno 1 o 2 stagioni buone e poi quegli altri rimangono sempre sullo stesso livello, capite, no? Quindi c'è da studiare anche su De Zerbi, ma De Zerbi secondo me fa quegli esploit 1, 2, 3 mesi, poi dopo affossa clamorosamente, non si sa come mai, un sacco di infortuni quest'anno con il Brighton, e mo vediamo un pochino. Però ecco, questa cosa di Conte secondo me potrebbe essere veramente veritiera, ovvero Conte si è rotto i coglioni di attendere De Laurentiis, vuole chiudere un accordo con un'altra squadra, che sia la Juventus, il Milan, non è dato sapersi. Secondo me il Milan prenderà Sergio Conceição dal Porto, secondo me lui sarà il nuovo allenatore del Milan, e staremo a vedere. Però ecco, questa cosa di Conte secondo me ci può stare, perché Conte se tu mi dici che naturalmente non ti posso venire incontro perché ora c'è sempre il campionato, c'è sempre Calzona sulla panchina, però ecco, qui c'è da darsi una mossa, l'allenatore lo devi chiudere, è finita l'ultima di campionato, quando è? Domenica, lunedì, martedì voglio il nome del nuovo allenatore, voglio sapere chi è il nuovo allenatore del Napoli, perché se no si ritorna a quando c'era Garcia. Nessuno sapeva che veniva Garcia, nessuno lo sapeva, e poi è venuto Garcia, spogliatoio rotto. Ecco, devi trovare un uomo che sappia compattare il gruppo, che in questo momento il gruppo non c'è. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque Forza Napoli, noi ci vediamo nel video delle ore 18, che si parlerà un pochino delle partite di ieri. Ciao!